Brian, qual è il problema? Quando vado di corpo mi pulisco con la carta igienica, ma qualche ora dopo mi sento sudaticcio e non è sudore, è scuro. È merda. E da quant'è che le succede? Ormai da 4 o 5 anni. Beh, tu mo t'ha presentato dottore. Ok, si sdrai sul lettino, per favore, così posso esaminarla. No, bucro culo no! Quando è andato l'ultima volta? Quando sono arrivato qui, Che schifo! Si è pulito bene? Oh, spero per te, tutto! direi di sì. Perché è ancora piuttosto sporco. Ma Roma che vedi è merda! Sì. E non perché abbia problemi di perdite, ma perché non si è pulito bene. Ma con me, tu vai dal dottore sapendo che ti fa una visita a rete e ti fai manca una sciacqua di culo! Ora le infilerò un dito nell'ano per darle una tastata all'interno. No, orito in culo no! Cerchi di rimanere il più rilassato possibile. Sì. Ma come fa a si rilassare che ci stai mettendo un urito in culo? Sto entrando. Non le faccio male facendo così? No, tutto Non bene. sente bruciore? No, se fosse così glielo direi. D'accordo. A me che ti piacesse pure. Malatilla! Stringa lo sfintere come se volesse bloccare il passaggio delle feci. Stringa forte intorno al dito. Ah, non ha problemi, vedo. Oh, ma c'hai sta spazzolito dottore, mo? Lasci andare. D'accordo, grazie. Ho finito. Ma Roma, meno male che sei soffrendo pis. Per prima cosa vorrei che rivedesse il suo modo di pulirsi e che tentasse di farlo meglio e più efficacemente. E per seconda cosa voglio che ti accatti un bello cose chiste, si chiama bide. A così finisce per figure e merda. Un'ora sola ti vorrei vedere su una spiaggia ed un falò. Lasciatemi cantare che non sono un italiano. Mario, dovevi esserci per tutta la vita, ma non ti ho vista più. Lo sai che da quella sera non ho fatto